Allora, Gesuino Deiana, leader storico dei Cordas e Cannas, È una questione di opinioni. è animatore poi di Eh, Emmas. sì, sì. A che No, punto? io non posso dire di essere leader perché ormai siamo tutti leader Sì, qua in questo mondo. è una Infatti, battuta, giusto per sì, sì. introdurti con No, i che nostri... magari che è iniziato così, sì, è vero, però adesso ho dei compagni che sono veramente degni di fare, di essere leader di molti progetti e insomma. Sì, io sto guidando questa che vedi, Valwind, tanto è vero che è disponibile in YouTube, l'abbiamo messo subito a Ah, disposizione con la intenzione di promuovere le- la forza e la bellezza della nostra terra e in particolare della Gallura attraverso simboli che sono la luna, il sole, il mare e quello che vedete qua, il CEA al femminile, Gesù, Valentina Maso di Palau, una ragazza doc per questo video. ah, Sì. facendo un bilancio rapidissimo di di questa rassegna che ormai dura da tanto, Sì. cosa diresti? Ma Come riassumeresti? cioè che questo EMMAS, che è un acronimo che sta per European Meeting of Musical Arts in Sardegna, che potrebbe essere anche evento oppure etnico, che adesso si usa anche troppo inflazionato, etnico, alla fine non vuol dire più niente, preferisco, succede in Europa, non siamo in Europa, quindi European Meeting, l'incontro in Europa della musica e delle arti. Abbiamo un titolo che è degno della migliore giardiniera texana, perché sai, The Emma's Garden, no? Eh, ci sarebbe, bisognerebbe crederci e riuscire a tirar su un'organizzazione da proiettarlo nel mondo, in quanto penso che la città come Olbia, dove si fanno la maggior parte degli EMAS che sono conosciuti, sono quelli di Olbia, a parte i casi Baruni, altri demo che ho fatto per conto di Etenos, ci sono altri piccoli EMAS, tipo era lui di Porto San Paolo, come Musas, però è un formato EMAS. Brobase a Nuragus, sempre formato EMAS. E dunque, per farlo crescere ci vuole il sincronismo appresso a un progetto che va definito nei minimi dettagli, se no non è possibile farlo crescere. Altrimenti comunque è una bella festa come diciamo fossimo l'associazione de Sos Rosmarino, Romasinos dei Rosmarini. Ecco. Gesù, ti faccio l'ultima domanda che è una mia curiosità. Il giorno in cui hai conosciuto Peter Gabriel, il primo impatto, la prima... Sì, hai un ricordo da chiarissimo, ce regalarci? l'ho chiarissimo, sì. È successo così, devo ammettere una premessa che lui conosce benissimo, che io suonavo e ascoltavo Jimi Hendrix, e quindi per me Genesis era un gruppo importantissimo, però non era proprio lo stile di musica che preferivo a 20 anni, capito? Ma è successo così che una volta che abbiamo, come si dice, prenotato Tenores di Bitti a Uomad e io stesso come solista, un giorno uno dei tenors, mi pare Daniele Costello, dice a lui è Peter, eravamo nel bel mezzo di un festival del Recording Week dopo un festival di 3 giorni a Reading dove convengono, non so, giravano 60.000 persone con 6 palchi, un palco grande, uno più piccolo, uno fatto con 7 dolzos che erano balle di fieno e che si chiamava One World, un solo mondo. E quindi Daniele dice a lui questo è Peter perché io non che lo conoscevo Ah, sinceramente, sapevo della sua importanza nel mondo della musica dei popoli per aver messo insieme Asia, eh, Africa. Africa e il mondo per un evento della comunicazione che si realizzava in 3 giorni dove si comunica principalmente con la lingua inglese, però si parlano tutte le lingue del mondo. E in questa esperienza qua, insomma,
piano piano siamo arrivati al mitico Peter Gabriel, dice, ah, è quello là, ah, ho detto, adesso vado. Ho detto, ciao Peter, e lui dice, ciao, mi saluta, ho detto, io sono quello che ha portato i tenori slibiti, tenori slibiti, thank you very much. Poi c'era Joe Strummer, Ah, i addirittura. Clash, siamo diventati amici in quella situazione. Girava Iggy Pop, quindi insomma è un mondo fantastico che ha anche la sua durata limitata. Oggi Womack continua a essere importantissimo, però anche cambia luoghi, devono sempre fare attenzione a non scadere nel formato che è quello del vero intervento in loco per la comunicazione come fondazione, perché non è un'organizzazione, è una no profit, no? Gesù, un saluto tramite YouTube. Cosa ci vuoi regalare? Cosa ci vuoi dire? Cosa vuoi Tramite YouTube. augurare? Innanzitutto penso, spero, lo vorrei dire in inglese, Sì, eh, come si può dire? Um, God save the hard disk of YouTube, thank you. Cioè siamo in mano agli americani, sempre, si studia sempre da Matteo.